Passiamo ora alla politica di Portogruaro. Riccardo Rodriguez, consigliere in pectore del PDL, decide di devolvere il suo gettone di presenza in beneficenza, poi fa una critica molto dura nei confronti delle nuove nomine alla casa di riposo. Il servizio. A prescindere da quanto tempo possa durare questa legislatura che è ancora ferma, che possa durare un giorno, un mese, 2 mesi, un anno, io una volta che prenderò i gettoni di presenza ho già deciso che andranno a favore del Gabbiano Jonathan di Fossalta di Portogruaro, che si occupa di disabili di un certo tipo, e quindi è comunque la categoria alla quale io appartengo, e quindi credo che sia una sorta di moralizzazione della politica che deve tornare a essere a servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio della politica. Mi perdoni, con lei abbiamo affrontato anche i temi legati alle nomine, in particolare dell'Opera Pia Francesconna. Tomasi di Lampedusa scriveva: nulla cambia finché tutto cambi. Esattamente, io anche su questo sono ancora basito dal metodo in cui sono state formulate queste nomine, e proprio agganciandomi alla domanda che lei prima mi ha fatto, io propongo che venga abolita anche nella casa di riposo di Portogruaro questa indennità per presidente e consiglieri, perché se i cittadini non lo sanno, la casa di riposo di Portogruaro è ente morale, quindi fino a 5 anni fa nessun consigliere, nessun presidente, nessun consiglio di amministrazione percepiva una lira, perché all'epoca c'erano le lire, e quindi adesso invece c'è stato un fiume di candidature, perché evidentemente le nomine facevano gola, e soprattutto c'era il gusto dolce del denaro, del vil denaro, e quindi il presidente in primis, l'ex presidente del Consiglio Roberto Tonin, dovrebbe per primo fare la proposta di dire diamo questa indennità a favore della struttura.